Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Che fine hanno fatto. Tra l'altro mai puntata fu così indovinata, così azzeccata, perché io vengo dall'aver assistito alla partita di Serie D tra Roma City ed Ancona e parliamo proprio della squadra marchigiana, dell'Ancona, una squadra che soprattutto negli anni 90 è stata sempre, a parte rarissime eccezioni, in Serie B, poi con la Serie A 92-93 che ho già raccontato in un precedente video che potete andare a recuperare. Poi, come ho detto, tanta Serie B, la caduta in Serie C alla fine degli anni 90 e una difficile risalita che culminò però anche con una seconda promozione in Serie A nella stagione 2002-2003, che consentì all'Ancona di giocare la Serie A nel 2003-2004, l'ultima Serie A della sua storia, con la retrocessione all'ultimo posto, una retrocessione praticamente annunciata già dall'inizio. Pensate che l'Ancona vinse la sua prima partita a retrocessione ormai praticamente aritmetica e con cambi di panchina, cambi di giocatori, rivoluzionò completamente, stravolse la squadra che aveva vinto la Serie B, comprò tantissimi giocatori un po' logori, che avevano tanta esperienza in Serie A, ma un po' ormai sul viale del tramonto. Rivoluzionò la squadra anche a gennaio, arrivò perfino Mario Ciardella, che vi ho raccontato di quella tragicomica esperienza del brasiliano ad Ancona in un altro video. Insomma, la stagione dell'Ancona fu molto travagliata in quel 2003-2004, che io vi faccio anche vedere nel, nell'album. Ecco qui l'Ancona 2003-2004, c'è già Nedo Sonetti in panchina, aveva cominciato Menichini, che era lo storico secondo di Carlo Mazzone. Avete visto un po' di giocatori, mettete pausa ovviamente anche al video, ve ne faccio vedere altri. C'è Maurizio Ganz che fece qualche gol, ma insomma era anche lui ormai sul finire della carriera. Ganz era all'Ancona anche l'anno prima, aveva fatto una decina di gol. Questa è l'Ancona 2003-2004, questa invece è l'Ancona 93-94, quindi esattamente 10 anni prima. È ovviamente l'album della Serie B, lo vedete dalle figurine doppie, allenato da Vincenzo Guerini. L'Ancona era retrocessa nel 92-93 dalla Serie A, la sua prima storica Serie A, ma nel 93-94 aveva fatto un exploit incredibile, che era arrivare in finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato diverse squadre importanti, dopo aver eliminato il Torino, che era la squadra detentrice del trofeo. Arrivò a giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Sampdoria 0-0 allo stadio del Conero di Ancona nella gara di andata. Poi la Sampdoria stravinse 6-1 al ritorno, si portò a casa la Coppa Italia, che tra l'altro è ad oggi l'ultimo trofeo della Sampdoria. E l'Ancona, pur non riuscendo a risalire in Serie A, riuscì comunque a far parlare di sé con questa strabiliante finale di Coppa Italia da squadra di Serie B. E poi tanta Serie B, e soprattutto negli ultimi anni l'Ancona è andata incontro a 3 fallimenti. Nel 2010, non iscrivendosi alla Serie C dopo essere retrocessa dalla Serie B, nel 2017 e nel 2024, quindi io sto girando il video nel 2025, ad aprile del 2025, meno di un anno fa, l'esclusione dal campionato di Serie C, l'iscrizione in Serie D. L'Ancona oggi è in Serie D, è più o meno in zona playoff. Sappiamo che i playoff di Serie D fondamentalmente non servono a niente, se non a iscriversi a una ipotetica graduatoria di ripescaggi, che poi vengono comunque non sempre rispettati con l'ordine dei playoff, ma è lontanissima dalla zona promozione, che vede la San Benedettesi ormai indirizzata verso il ritorno in Serie C. Non è che la proprietà dell'Ancona sembri così facoltosa, così ambiziosa per poter tornare a breve in Serie C, però vedremo quello che sarà in grado di fare il prossimo anno. E insomma l'Ancona, con 2 campionati di Serie A e 21 di Serie B, l'ultimo nel 2009-2010, è una delle grandi
provinciali decadute di questi ultimi anni, tra l'altro con uno stadio, lo stadio del Conero, che quando l'Ancona era in Serie A nel 92-93 fu inaugurato a dicembre del 1992 e per tanti anni l'Ancona giocò senza la curva. In pratica la curva nord dell'Ancona dietro aveva una sorta di cespugli e soltanto successivamente fu costruita la curva, dove io tra l'altro andai a vedere Ancona-Milan, prima giornata della stagione 2003-2004, appunto l'ultima stagione dell'Ancona in Serie A, uno stadio tutto sommato anche in cui la partita si vede anche bene, uno stadio piccolo ovviamente, però non di quegli stadi scomodi come ce ne sono tanti in Serie A. Vedremo quale sarà il futuro dell'Ancona. Noi abbiamo ricordato per sommi capi i grandi exploit della squadra marchigiana, vedremo che cosa accadrà in futuro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi torniamo domani con altri video e la prossima settimana con un'altra puntata della rubrica Che fine hanno fatto. Ciao a tutti.